Next stop, un viaggio consapevole a bordo della linea 1, da San Tomà a Carezzonico. Le due fermate di San Tomà e Carezzonico sono sullo stesso lato del Canal Grande, detto De Ultra, mentre il lato opposto viene chiamato De Citra. Anche qui il servizio di traghetto in gondola è molto popolare ed evita di allungare fino al ponte dell'Accademia o di Rialto. Su questo lato si affacciano alcuni palazzi degni di nota. Innanzitutto Palazzo Balbi, oggigiorno sede della Regione Veneto. Da questo strategico e privilegiato punto di vista, sulla curva del canale, si possono scorgere sia il lato che dà su Rialto che quello che dà su San Marco. Poco più in là si possono notare dei palazzi dall'architettura maestosa. Si tratta di Ca' Foscari, sede della prestigiosa Università cittadina, e di Carezzonico, che ospita un interessantissimo museo del Settecento veneziano, e di fronte Palazzo Grassi, che ospita mostre temporanee. Nelle vicinanze possiamo passeggiare lungo Campo San Barnaba, che ha fatto da sfondo ad innumerevoli film, da Summertime a Indiana Jones, passando per The Italian Job, solo per citarne alcuni. Campo Santa Margherita è invece tappa obbligata della movida veneziana. I due campi sono collegati dal Ponte di Pugni, che mostra ancora oggi le impronte dei piedi dove i contendenti dovevano posizionarsi prima degli scontri tra fazioni rivali che qui avevano il loro confine. Degne di nota sono anche la chiesa di San Sebastiano, con il soffitto decorato dal Veronese, e la Scuola Grande dei Carmini. Next stop, Accademia.